Il ponente di Genova e il Savonese, le aree più colpite dalla perturbazione in transito sulla Liguria. Sul Levante precipitazioni scarse, l'allerta è stata declassata a gialla e resterà in vigore fino alle 20. Vorrei lasciare una chiesa che viva veramente la comunione, è il desiderio del vescovo Monsignor Tanasini espresso in apertura della visita pastorale all'ambito della Val Petronio. Il passo del Bocco diventa passo del Brocco e passo del Bosco. ANAS sbaglia i cartelli sulla 586 a Mezzanego. Saranno sostituiti, ma intanto i sindaci chiedono di essere maggiormente coinvolti nelle decisioni. La stagione dei funghi 2019 è straordinaria per il raccolto, ma anche per il numero di incidenti e smarrimenti. Gli esperti ammoniscono, occorre un equipaggiamento adeguato. Io non rischio è la campagna della Protezione Civile che ha coinvolto centinaia di piazze in tutta Italia. I volontari del Radio Club Levante hanno incontrato gli abitanti di Santa Margherita Ligure. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Il meteo in apertura è stata infatti aggiornata l'allerta in vigore su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda il Savonese e il Genovesato, l'allerta di colore arancione è stata prolungata sino alle 18. Sull'estremo ponente l'allerta gialla si concluderà alle ore 15. Intanto vedete la grafica. Per quanto riguarda i bacini di Levante e il rispettivo entroterra, quindi il nostro territorio, l'allerta è scesa a gialla ma è stata estesa sino alle 20 di questa sera. Il ponente genovese e il Savonese, come detto, sono state le due aree della Liguria maggiormente colpite da questo passaggio perturbato con allagamenti e frane localizzate. Do il benvenuto in diretta a Federico Grasso, portavoce di ARPAL. Buongiorno. Buongiorno Maurizio e a tutti i telespettatori. Allora, intanto diciamo qual è l'analisi dei fenomeni che si sono verificati in Liguria sino a questo momento. Sì, l'allerta arancione era per temporali forti, organizzati e stazionari ed è esattamente il tipo di fenomeno che ha interessato la zona del ponente genovese o del Levante del Savonese nella notte a partire indicativamente da ieri sera verso le 10 fino a questa mattina alle 9:30-10. Poi fortunatamente questa zona di equilibrio si è rotta, era una situazione di stallo dovuta a venti contrari, un vento caldo e umido, lo scirocco che soffiava in particolare sul centro-ponente e un vento più freddo e secco, la tramontana, che soffiava sul Levante, la tramontana sul ponente e lo scirocco sul centro-levante. Pensate che abbiamo raggiunto delle raffiche a 135 km all'ora a Fontana Fresca sopra Sori. Adesso quale sarà la situazione invece nelle prossime ore? Che cosa dobbiamo aspettarci, insomma? Allora, adesso sta iniziando ad approcciarsi alla Regione Liguria al fronte vero e proprio. Abbiamo ancora condizioni di instabilità, quindi possibilità che si verifichino dei temporali, ma non la stazionarietà. Quindi anche qualora dovesse verificarsi una precipitazione molto intensa, scarica e se ne va. Invece questa notte lo stesso tipo di fenomeno è insistito per molte ore sullo stesso territorio. Persistono, almeno in questo momento, temperature ancora nella norma per quanto riguarda questo periodo? Dobbiamo aspettarci comunque un calo nelle prossime settimane? Ma più che essere nella norma sono superiori alle medie climatologiche di questo periodo e anche di diversi gradi. Questo è anche frutto dello scirocco, che è appunto questo vento caldo e umido che soffia dal Nord Africa e quindi tiene alti i valori di temperatura. Domani mattina probabilmente saranno qualche grado in meno rispetto ai valori odierni, si avvicineranno di più a quelli che sono i valori climatologici del periodo, ma nel medio periodo non abbiamo grosse flessioni, quindi restiamo ancora con temperature o nell'ordine della media o di un grado superiore. Bene, grazie Federico Grasso, buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, risentirci. Terremo naturalmente aggiornata la situazione, ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ora cambiamo tema, veniamo in diocesi. Con la preghiera comunitaria presieduta dal Vescovo si è aperta ufficialmente nella chiesa di San Michele a Casarza Ligure la visita pastorale alle comunità dell'ambito della Val Petronio. Molti fedeli hanno preso parte alla celebrazione per tutte e 4 le zone dell'ambito. Il Vescovo ha chiesto a ogni parrocchiano di essere strumento di evangelizzazione e di collaborare gli uni gli altri per realizzare una vera comunione. Sentiamo Cristina Oneto.
La pace sia con voi. Il vescovo Alberto Tanasini ha così salutato i fedeli delle comunità dell'ambito della Val Petronio: Velva, Missano, Castiglione, San Pietro di Frascati, Campegli e Masso a Castiglione Chiavarese, Bargone e Massasco, San Michele Arcangelo a Casarza Ligure, Cardini, Verici e Francolano sempre a Casarza Ligure, Lemeio, San Saturnino, San Giorgio e Santa Croce a Moneglia. Piccole e grandi realtà distese nella parte più a levante della Val Petronio, in un territorio che va dal Colle di Velva sino alle spiagge di Moneglia, unite dalla comune appartenenza ad un ambito pastorale, per le quali il cammino condiviso è già iniziato in alcuni settori della vita parrocchiale, a partire dal catechismo. Casarza è abbastanza numerosa, comunque delle classi numerose, mentre le altre realtà sono un pochino più piccole, ma infatti facciamo anche già un lavoro insieme anche con i giovanissimi delle superiori, con Francolano e Castiglione. È bello, è soprattutto coinvolgente, arricchisce ed è anche una sfida, perché non è così facile lavorare insieme, lavorare in sinergia. Ci proviamo, speriamo di riuscirci, speriamo soprattutto di fare sempre meglio. Anche l'accoglienza al pastore della diocesi è stata pensata insieme. Ai piedi dell'Eucaristia sono stati posti 4 segni, espressioni di tutte le comunità dell'ambito: l'immagine di Maria, la lampada accesa, l'immagine della colomba e il crocifisso. Ognuno deve portare la propria ricchezza per offrire un'immagine di Chiesa unita e nel miglior modo possibile anche comunitaria. Ecco. Il vescovo, nel sottolineare l'impegno condiviso nell'opera di evangelizzazione, ha quindi risposto alla domanda: che visione di Chiesa vorrebbe lasciare? Sommessamente nel piccolo tratto di strada che ho fatto con voi, vorrei lasciare una Chiesa che vive veramente la comunione. La visita pastorale è proseguita oggi con l'incontro con i sacerdoti dell'ambito pastorale di Castiglione Chiavarese. Domani alle 19:30 nella chiesa di Santa Croce a Moneglia si terrà la visita al Consiglio d'ambito. Ora cambiamo tema. Gli ultimi lavori effettuati da ANAS sulla statale 586 della Val d'Aveto hanno sollevato le proteste dei residenti, soprattutto a Mezzanego. Tra cartelli sbagliati e segnaletica orizzontale dubbia, anche i comuni intervengono e chiedono che il gestore li coinvolga maggiormente nelle decisioni. I dettagli nel servizio. Ilarità e sconcerto tra gli abitanti di Mezzanego. Nei nuovi cartelli dell'ANAS installati a Borgonovo, il Passo del Bocco è diventato Passo del Bosco e, in un secondo caso, Passo del Brocco. L'anomalia si va ad aggiungere alla linea di mezzeria sulla statale 586 che, dicono i residenti, non tiene conto dei precedenti bivi e passi carrabili. Abbiamo sottoposto ad ANAS entrambi i casi. Su quello dei cartelli il gestore ammette l'errore. Saranno sicuramente sostituiti, spiega l'azienda, e chi ha commesso lo sbaglio di trascrizione pagherà i costi aggiuntivi. Tecnici sul posto già questa mattina per verificare la situazione. Più complicata la questione della linea di mezzeria lungo la 586. ANAS spiega che è stata tracciata in quel modo per motivi di sicurezza ed è una soluzione temporanea. I tratti discontinui posti nel passato sono infatti in corso di verifica. Ogni singolo caso sarà preso in esame. Il gestore si chiede chi li ha tracciati, quando, se è stato fatto correttamente e nel rispetto della sicurezza, soprattutto in quei casi dove ci sono svolte pericolose e così via. La verifica potrebbe richiedere tempo, pertanto ANAS ha deciso di partire con la linea continua su tutta la statale per poi inserire i tratti discontinui caso per caso. Il tema della nuova gestione ANAS sulla strada per la Val d'Aveto è stato affrontato ieri sera in diretta TV dalle casermette del Penna. I sindaci sono contenti dei primi lavori sul fondo stradale, ma invitano a fare di più. E sul caso di alcuni errori o incomprensioni, come in quello appunto dei cartelli o della linea di mezzeria, affinché non si ripetano, i primi cittadini chiedono di essere coinvolti maggiormente. Perché noi abbiamo queste decisioni di lavori, di cose che vengono fatte a insaputa dei comuni, cioè noi ci troviamo magari lavori che vengono fatti ma non ne sappiamo nulla, quindi avere proprio un tavolo congiunto dei comuni in modo da trovare un'intesa, prevedere degli interventi, fare un cronoprogramma di lavori che siano interventi che possano portare a una migliore viabilità per la gente che raggiunge le nostre località. Rimaniamo nell'entroterra, non sono mai troppe le attenzioni da avere quando si entra in un bosco, come insegnano gli episodi di cronaca delle ultime settimane. Numerosi i fungaioli e gli escursionisti che hanno perso l'orientamento o si sono incorsi in incidenti di vario tipo. Giacomo Rizzi ne ha parlato con un esperto. Quali attenzioni bisogna avere quando si va nel bosco? Ma intanto sapere con certezza dove siamo
e ricordarci di come fare a tornare a casa, perché la maggior parte delle persone che si perdono è perché perdono l'orientamento all'interno del bosco, vuoi per la nebbia, vuoi perché sono ad troppo distante, vuoi perché il bosco è tutto uguale, uno non riesce a ritrovare la strada e ultimamente sono perse parecchie persone per questo motivo. Altre sono cadute, avevano subito dei traumi notevoli perché non avevano le calzature adatte o non avevano l'equipaggiamento adatto. La cosa peggiore da fare è trovarsi a buio nel bosco. Un'attenzione può essere anche quella di non andare nel bosco da soli? Beh, indubbiamente, se si è in compagnia è sempre meglio, anche perché se uno si fa male l'altro al limite può andare a chiedere soccorso. In una zona come l'Aveto purtroppo non sempre prende il telefonino e non sempre prendono i GPS, perché i satelliti molto spesso non si riescono a beccare dalle vallate. Quindi dare anche un'indicazione ai soccorritori per dove si è, alle volte può essere anche molto difficile, anche se il telefonino magari prende. Ma se uno non ha la più pallida idea dove è finito, orientare i soccorritori, specialmente di sera o di notte, o nella nebbia, è veramente difficile. Per quanto riguarda il meteo, quali sono le condizioni in cui è più saggio rimanere a casa, non avventurarsi nel bosco? Ma sicuramente quando minaccia pioggia, o soprattutto quando minaccia temporale, specialmente alle quote delle montagne della Val d'Aveto, dove un fulmine fa presto a colpire. Però sono sempre situazioni che possono mettere in pericolo sia il cercatore, sia poi i soccorritori che lo vanno a cercare. Dal punto di vista dell'equipaggiamento e dell'abbigliamento, quali sono magari gli errori più comuni nell'andare nel bosco? Ma ho visto gente andare nel bosco con scarpette basse, suola mezza liscia. Sì, sono comode per camminare, niente da dire, finché cammini su una strada. Certamente se uno si avventura in un posto come questo, che sono pietre, erba, rami, è bene che abbia un paio di scarpe che coprano anche la caviglia, con la suola molto scolpita, che siano impermeabili all'acqua. Ottimo risultato per la raccolta solidale di alimenti Dona la Spesa promossa il 12 ottobre scorso da Coop Liguria per sostenere le associazioni di volontariato impegnate nella lotta alla povertà. Complessivamente sono state raccolte 34 tonnellate di prodotti. L'iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 soci Coop volontari che hanno offerto il proprio supporto in ogni località. Nel Tiguglio si segnala l'ottimo risultato del supermercato di Sestri Levante che ha raccolto 1,6 tonnellate di alimenti per il centro di distribuzione alimentare, superando anche l'Ipercoop di Carasco che invece ha raccolto quasi 1,1 tonnellate di merci destinate ai volontari, in questo caso della Croce Rossa. Molto bene anche Rapallo, 765 kg di alimenti donati alla consulta del volontariato e a Chiavari 743 kg di prodotti per i volontari dell'Associazione Famiglie del Tiguglio. Questo risultato si somma a quelli conseguiti dalle altre raccolte promosse da Coop Liguria a maggio e a settembre di quest'anno, portando a 82 le tonnellate complessive di prodotti donati nel corso dell'anno tra generi di prima necessità e articoli di cancelleria. Sono state oltre 850 le piazze di tutta Italia che hanno ospitato i gazebo della campagna Io non rischio per promuovere le buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui rischi del territorio e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi. Nel Tiguglio varie postazioni. Roberto Costa è andato a Santa Margherita Ligure per incontrare i volontari del Radio Club Levante. Vediamo. È una campagna nazionale, come dicevi tu, si svolge su 400 piazze italiane contemporaneamente. Ci prefiggiamo di incontrare la popolazione, di parlare con le persone e di spiegare loro che le buone pratiche di protezione civile sono utili per limitare i danni a se stessi, agli altri e alle persone e alle cose, naturalmente, gli animali. Per cui è buona norma essere sempre aggiornati e informati su cosa fare e cosa non fare. Un'altra cosa importante su cui spieghiamo è che i comuni hanno dei piani di protezione civile che spesso i cittadini non li conoscono. È bene appunto che dare queste informazioni anche sul territorio dove si vive e capire quali sono le zone rosse, dove sono le debolezze del proprio territorio per capire appunto dove si è e cosa si deve fare in certi casi. Cosa fare ad esempio prima dell'alluvione? Certo, innanzitutto informarsi, per cui usare tutti i canali possibili. Oggi non abbiamo fatica, possiamo guardare su internet, sui social, possiamo guardare la televisione, la radio, per cui avere l'informazione, ascoltare, iscriversi per esempio presso i propri comuni se ci sono delle liste di avviso via SMS o via telefonata per sapere quando viene diramata l'allerta. Soprattutto questo per programmare una gita, per uscire di casa, insomma anche nella semplicità, no? Perché uno può scendere a fare la spesa, poi se si trova in mezzo a un problema, insomma anche per voi diventa difficile
come ingombro anche. Certo, è un problema perché chiaramente nel momento in cui c'è da mettere in sicurezza una situazione ci sono persone, mezzi, tempo da dedicare a quella situazione, per cui è sempre meglio non mettersi a rischio. Per cui una volta che una persona è informata, se sa che quel giorno ci sarà un'allerta di livello arancione o rosso, sarà meglio che rimandi qualunque gita, che pensi a sistemare prima che venga l'allerta le cose, togliere le macchine, le biciclette, tutto quello che può essere considerato importante, toglierlo prima che ci sia un rischio di allagamento per esempio del proprio fondo. E poi certo è meglio non mettersi per strada nel momento in cui viene data un'allerta, per permettere anche a eventuali mezzi di soccorso, di sicurezza, di poter passare e intervenire. All'iniziativa Io non rischio di Santa Margherita Ligure, che avete appena visto, sarà dedicata alla puntata del Si può dare di più, in onda questa sera a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Il tempestivo intervento della Polizia Municipale e dei Carabinieri di Portofino aveva consentito durante l'estate scorsa di sventare un grosso furto ai danni di alcuni turisti ucraini. A distanza di pochi mesi le stesse vittime del furto hanno voluto ringraziare ufficialmente le forze dell'ordine del Borgo Marinaro. Al comandante Cesare Vesentini la famiglia ucraina di Odessa ha recapitato una lettera di ringraziamento da estendere a tutti i suoi uomini che non solo avevano recuperato e riconsegnato la refurtiva, ma avevano anche individuato i colpevoli del furto. Ora la rassegna stampa con tutte le notizie in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con gli aggiornamenti. Avvenire titola disarmare Ankara. Di Maio, subito un decreto per bloccare il nostro export di armi alla Turchia. L'Unione Europea trova una voce sola di condanna, ma Erdogan va avanti fino a Kobane. Continua l'avanzata in Siria ai danni dei curdi. Trump si ritira e promette sanzioni pesanti. Sotto invece il Nobel per l'economia, la povertà battuta con le relazioni, Nobel per gli studi sperimentali, 2 di questi premiati tra loro sono marito e moglie. E poi a proposito di famiglia, un mattoncino per la famiglia, i nodi quota 100 e cuneo fiscale. Slitta oggi il Consiglio dei Ministri per le detrazioni, nuovi limiti per i redditi oltre 100.000 euro. L'intervista all'Epri del Partito Democratico, ma l'assegno unico l'INPS restituisca 3 miliardi. E andiamo ad altre notizie. Gendarmeria Vaticana, le dimissioni di Gianni, caso AIF, fuga di notizie. Migranti e profughi, Ocean Viking a Taranto, altri mini approdi in arrivo. E veniamo all'interno di Avvenire. Droga e alcol, risposte rapide dove i comuni fanno vera rete. In 4 scuole e un oratorio del Bergamasco è partito il progetto Scudo, che prevede l'esame del cappello dai 12 anni per chi entra in classe, oltre che formazione per le famiglie e incontri con i ragazzi. La proposta sembra funzionare. E poi ancora i mix di sostanze stupefacenti e quelle stragi sulle nostre strade, le 23 vittime negli ultimi 3 fine settimana. L'ultimo a lanciare l'allarme è stato proprio il capo della polizia Gabrielli. Il trend di morti per incidenti è di nuovo in salita. Secolo XIX, manovra a tempi supplementari e lite su cuneo fiscale quota 100, il retroscena, il commento, la trincea di provvedimenti di bandiera e retroscena scure sulle detrazioni per i redditi superiori ai 120.000 euro. E poi c'è questa notizia che arriva dall'entroterra di Genova, l'autunno di Crocefieschi, via il sindaco e il comune è chiuso. E ancora la fotonotizia invece che arriva dai Paesi Baschi, Barcellona condannati leader separatisti, ora è rivolta in città. E Siria, Assad arruola i curdi per la guerra con la Turchia e in Vaticano segreti violati, il custode dei papi abbandona l'incarico. Il volo della speranza, sala rianimazione sul jet ambulanza che porterà a Tafida questa bimba inglese da Londra al Gaslini. E poi ancora allerta arancione nel Levante, scuole chiuse, parchi vietati, protesta a Casa Gianelli, dipendenti in piazza. E dalle pagine interne del secolo XIX, Fungaiolo scopre piantagione di droga, blitz dei carabinieri in Val Petronio, denunciati 2 studenti, sequestrate 3 piante e materiale per semine raccolte. In provincia 116 denunce per droga ogni 100.000 abitanti, soltanto Roma è peggio. E ancora la notizia che abbiamo visto ieri, numero sconosciuto sul telefono del prete, pronto che parla, sono Papa Francesco. Don Mauro Sappia gli aveva inviato un'immagine della Madonna, mi ha chiesto se la mia parrocchia si trova sul mare. Subito in redazione c'è Andrea Capitani. A te Andrea.
Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Diamo alcuni aggiornamenti in merito ai trasporti, al traffico e alla viabilità sul Ponente, sul Savonese, interessato, come abbiamo sentito, dal grosso delle precipitazioni, almeno fino a queste ore in mattinata. Allora, in questo momento si sta svolgendo un briefing, una conferenza stampa in Regione con il Presidente della Regione, gli assessori ai trasporti e alla Protezione Civile, il Sindaco di Genova. Ci sono stati disagi per quanto riguarda i trasporti ferroviari questa mattina, la linea è rimasta anche interrotta per diverso tempo, adesso sta procedendo tra Genova e Savona su un binario solo, ovviamente ci sono ritardi per chi si deve spostare, c'è stato anche un allagamento nella stazione di Pontedecimo dove non è agibile un binario. Questo per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Per quanto riguarda invece la viabilità, in questo caso di competenza di ANAS, la Aurelia è ancora chiusa in località Pizzo, siamo ad Arenzano, mentre è stata riaperta a pochi chilometri più avanti al traffico a seguito dell'allagamento della carreggiata. Si registrano, fa sapere ANAS, rallentamenti per la presenza di allagamenti e detriti sulla sede stradale. Le attività di bonifica sono in corso per quanto riguarda l'Aurelia e proseguiranno fino alla cessata emergenza. È stata riaperta a senso unico alternato anche la statale del Turchino a Mele, interessata dalla caduta di materiale dal versante, e sempre la statale 456 del Turchino è stata riaperta in entrambe le direzioni a Campo Ligure, dove si era verificato l'esondazione del torrente Stura. Questo gli aggiornamenti per quanto riguarda la viabilità e il trasporto ferroviario. A te Maurizio. Grazie, noi concludiamo con una notizia di servizio. Dalle 8 di lunedì prossimo 21 ottobre fino alle 17 di giovedì 31 sarà chiusa la circolazione veicolare via Maggiocco a Rapallo, nel tratto compreso tra via Ferraretto e il sottovia ferroviario. Il provvedimento è necessario per la prosecuzione dei lavori di posa delle nuove condotte dell'acquedotto e di sostituzione della condotta fognaria. È tutto per questa edizione del telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con TG Oggi, continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.